Riforma della legge elettorale. La Lega, con il suo capitano Matteo Salvini da Pontida, ha chiesto ai suoi di lavorare per un referendum nazionale per cambiare il sistema elettorale e il Veneto ha subito risposto facendo il primo passo. Giovedì mattina a Palazzo Ferrofini la prima commissione, convocata rapidamente da Roberto Ciambetti, in un'oretta di discussione ha licenziato il documento, che però dovrà passare il voto del Consiglio la prossima settimana. Ma intanto abbiamo sentito l'umore dei vicentini sulla possibilità di un voto referendario sulla riforma della legge elettorale. Ad adesso sospendo il giudizio, però valuterò e poi eventualmente mi esprimerò. Penso che sarebbe il caso di fare un referendum, perché adesso con questo proporzionale mi sembra che ci sia tanta confusione, però con il maggioritario abbiamo già capito che verrebbe fatto per la causa di Salvini, insomma, ecco, perché in questo momento stanno facendo di tutto per di non farlo questo referendum. No, non è giusto, non è giusto che ognuno esprima quello che pensa, no? Quindi meglio fare un referendum. Certamente, dopo, tanto. Dici tanto anche se facciamo il referendum diciamo quello che pensiamo, poi fanno quello che vogliono. Non è vero, succede sempre così, basta. Più lampante di quello che siamo di vivere adesso. La gente. Quindi andare a referendum. Referendum subitissimo. È una questione costituzionale, penso. E quindi è meglio che faccia il Parlamento? Sì, loro sono lì per farlo, per pensare la soluzione migliore. Sulla politica io sono neutro. E quindi che facciano loro? Sai, come va meglio?